Buongiorno e benvenuti al nostro Focus, oggi dedicato allo sport, al calcio, alle società professionistiche siciliane impegnate in un periodo particolare perché il Catania insegue la firma ormai imminente del nuovo allenatore, mentre il Palermo in Serie B si tuffa già sul mercato, invece il Messina per ciò che concerne la Serie C vive ore importanti per quanto riguarda invece il destino della società. Parleremo di tutte queste tre realtà partendo dal Catania e per quello introduco il mio ospite Alessandro Vagliasindi, collega amico. Ciao Alessandro. Buon pomeriggio, ciao Marco. Allora Ale, l'abbiamo detto e lo vediamo anche nei titoli, sarà, perché insomma lo diciamo da un po' di tempo, sarà la settimana decisiva per l'allenatore, per il nuovo allenatore del Catania, secondo te? Beh, considerato che è il 12 giugno, penso proprio di sì, anche perché da quelle che sono le notizie che via via andiamo verificando prima di ogni trasmissione, sappiamo che tra questa sera e domani si concluderanno le cosiddette consultazioni. Il ballottaggio, perché di ballottaggio si parla, rimane tra questi due signori che vedete in videografica. A sinistra Ivan Javorčić, a destra Luca Tabbiani. Diciamo che al momento è un testa a testa vero e proprio, perché ciascuno dei due ha dei motivi di gradimento in coloro, cioè i dirigenti del Catania, che stanno facendo queste valutazioni. Nello specifico ovviamente parliamo di Vince Grella e di Antonello Laneri. Possiamo dire che Javorčić ha un profilo caratteriale magari diverso, sì, più da sergente di ferro, no? Così possiamo dire. Esattamente, Alessandro. Esattamente sì. Mentre Luca Tabbiani fa autore di un calcio accattivante, un calcio di zemaniana memoria, se mi passi l'espressione. Sì. Con un carattere diverso, con un percorso diverso che potete vedere anche appunto nel curriculum dei due allenatori. Sicuramente c'è qualcosa in più a livello di curriculum in Javorčić, non altro perché ha vinto il campionato di Serie C, poi si è affacciato anche alla Serie B l'anno scorso, un'esperienza poco fortunata con il Venezia. Mentre Luca Tabbiani ha come highlights della sua carriera da allenatore la promozione dalla D alla C con il Fiorenzuola, che poi ha condotto con mano sicura in Serie C, confermando quelli che erano gli obiettivi stagionali del Fiorenzuola, campionati tranquilli, ma portando avanti questo calcio spumeggiante, un calcio accattivante. Cosa c'è da valutare, Marco? In questo momento Javorčić, diciamo, la zona d'ombra al momento è rappresentata dal numero di collaboratori che il tecnico croato vorrebbe portare con sé a Catania. Vengono probabilmente giudicati eccessivi, anche perché il Catania, Alessandro, ha già un suo staff, uno staff autonomo proprio che è stato creato ad hoc la scorsa estate, proprio perché era un club che ripartiva da zero. Nelle intenzioni della dirigenza c'era proprio quella di creare uno staff che potesse durare nel tempo a prescindere dall'allenatore di turno. Javorčić è un po' scottato dall'esperienza avuta a Venezia, dove in qualche modo ha, tra virgolette, subito le decisioni del Venezia di creare uno staff diciamo distante da quelle che erano le richieste iniziali del tecnico croato, e quindi qui un pochino la situazione si è incagliata. Per quanto riguarda invece Luca Tabbiani sarebbe così disposto anche a mettersi nello staff un collaboratore, e questo sicuramente è un elemento che il Catania tiene in considerazione, ma non è certamente il motivo della scelta. No. Il motivo della scelta dipenderà appunto dalle valutazioni complessive, dove da un lato, appunto diciamo prima, c'è un allenatore con un carattere più marcato, quello dell'allenatore croato, e dall'altro c'è un tecnico che si è imposto all'attenzione di tutti per questo gioco assai spumeggiante e bello da vedere. Alessandro, credo che ti interrompo. Entro mercoledì, Marco, mercoledì.
mercoledì secondo me si saprà, si conoscerà la parola fine. Vedremo se sarà veramente così. Di Tabiani ne abbiamo parlato, avevamo tirato fuori proprio noi il nome, no? Ti ricorderai circa assolutamente, sei stato tu in prima persona. Noi, io dico sempre noi, però al di là di questo, Cesare è quel che è di Cesare. Tu hai avuto la primogenitura della notizia, assolutamente. Ti dico, la differenza secondo te dell'approccio della società in questo senso, no? Perché con Tabiani secondo me la società dovrà essere, lo è già, ma dovrà essere forse ancora più forte, insomma magari ai primi scricchioli va creato una copertura maggiore, ecco, se così vogliamo dire, rispetto a quello che sarebbe con l'altro profilo che tu hai citato, perché qui si insegue quello che proprio la società vorrebbe, no? Quel profilo lì, quell'allenatore che può cambiare, che può far migliorare il gioco della squadra giorno dopo giorno. Sì, hai perfettamente ragione, però c'è anche da dire, ed è questo un po' il sentire popolare, no? Di cui assolutamente dobbiamo tenere conto, che magari allenatori che fanno lo stesso tipo di calcio di Luca Tabiani, ma magari con un fascino, un appeal maggiore, ce n'è altri in giro. E allora appunto, hai detto bene tu, dovrà essere bravissima dirigenza, non soltanto a fare da scudo sulla sua scelta, qualora fosse quella di Luca Tabiani, ma soprattutto di fare, a prescindere dall'allenatore che verrà scelto, una squadra fortissima, una squadra in grado di azzerare o quantomeno di mettere al minimo sindacale le potenziali pressioni derivanti dalla piazza qualora il campionato del Catania non iniziasse nel modo auspicato come da tutti, incominciato quello di quest'anno, no Alessandro? Esattamente. Senti, due cose prima di lasciarti, vediamo un po' assieme quella che è la geografia, diciamo, del girone del girone C della Serie C. Scorsa. Cosa c'è da aggiornare? Il Pescara che è rimasto lì, ovviamente, esatto, e il Foggia. Il Foggia è andato in finale con Lecco. Se il Foggia dovesse conquistare la promozione in Serie B, verrebbe inserito nel girone il Pineto, che ha vinto il campionato di Serie D, tra l'altro un'altra squadra abruzzese come il Pescara, mentre se il Foggia non riuscisse a prevalere sul Lecco nella finale playoff di Serie C, e allora resterebbe il Foggia, anche se ci sarebbe ovviamente una potenziale anomalia nel separare due squadre abruzzesi e metterle in due gironi differenti. Sarebbe appunto il caso del Pescara e del Pineto. E del Pineto in questo caso. Sotto il profilo, perdonami, di altre notizie, diciamo, extracampo, che possiamo segnalare, il nuovo allenatore del Catania sceglierà la sede del Ritiro. Ecco, ti stavo chiedendo proprio questo, stavo arrivando proprio lì. In questo momento la sede del Ritiro è tra Gangi sulle Madonie e Zafferana. Verranno esaminate queste sedi insieme all'allenatore prescelto e appunto verrà decisa la sede del Ritiro. Un ritiro siciliano dunque, Alessandro, un ritiro siciliano. Ritiro siciliano che partirebbe il 24 luglio. A proposito di fine luglio, possiamo dire che la ditta che sta confezionando il nuovo manto erboso del Massimino concluderà proprio il lavoro sul manto erboso entro il 28 luglio, perché poi avrà come compito quello di curare il nuovo prato di San Siro. È la stessa ditta appaltatrice, quindi quella è la deadline, e sono state trovate delle soluzioni che consentiranno appunto alla ditta di completare il lavoro e di portarlo appunto a compimento. E dunque ci stai dicendo Alessandro che il Catania comincerà la sua stagione regolarmente al Massimino a questo punto, per quanto riguarda il prato, per quanto riguarda il manto erboso. Esatto. Il problema a quel punto può essere quello infrastrutturale, cioè il restyling del Massimino, le tribune, i seggiolini, tutto quello che abbiamo commentato nelle scorse settimane, questi lavori che onestamente stanno andando leggermente a rilento, e quindi hanno indotto una certa preoccupazione nella dirigenza e proprio anche nei vertici
della neonata Catania FC SRL. Quindi diciamo che il problema Prato sembra un problema superato, quello che invece è un po' preoccupante è l'andamento un po' a rilento il resto della struttura. Esattamente. Alessandro, io ti ringrazio. Mercato così. Sotto il profilo del mercato, in attesa insomma dei nomi, quelli roboanti, quelli che fanno orientare ovviamente la qualità della rosa del Catania. Possiamo dire che il Catania è attentissimo sul ritorno alla base i giocatori catanesi che si sono messi già in luce in altre piazze, molti di questi sono giovanissimi, non è giovanissimo Kevin Biondi, che comunque ha tutti i requisiti per tornare alla base dopo aver militato nel Pordenone e in prestito in altri club. Ci sono però degli attaccanti giovanissimi, tra cui per esempio Simone Leonardi, classe 2005, che si è messo in grande luce nell'ultima Sampdoria. Esatto, con la Sampdoria, bravissimo. Un ottimo prospetto 2005, così ottimo prospetto alla Sampdoria è Lorenzo Di Stefano, classe 2002, che piace molto alla dirigenza del Catania. Lo stesso dicasi per Flavio Russo, che aveva già esordito col Catania nella disgraziata stagione conclusasi con il fallimento, attualmente al Sassuolo nella formazione primaria, un classe 2004, anche lui viene osservato con grande attenzione. Insomma, su questi prospetti c'è grande interesse da parte del Catania, e quindi non escludo che oltre gli acquisti roboanti che attendiamo da qui alle prossime settimane possano avere luce anche queste operazioni anche di prospettiva, catanesi e giovani. Esatto. Alessandro, grazie di tutto, grazie sempre della tua compagnia e della tua precisione, ci rivediamo alla prossima. Ci vediamo lunedì prossimo. Esatto, noi ci fermiamo invece per una pausa, ritorniamo fra poco per parlare di Messina e di Palermo, ma non solo, punteremo i nostri fari anche su Enna Siracusa, fra poco. Ritorniamo in studio per parlare adesso di Palermo e Messina. Incominciamo dal Palermo, lo facciamo anche in questo caso in compagnia di un collega, di Marco Gullà. Ciao Marco. Buon pomeriggio. Ciao Marco, ciao, buon pomeriggio. È facile, Marco con Marco, insomma ci viene più facile salutarci. Senti, andiamo a parlare del mercato del Palermo, perché dicevamo all'inizio il Catania sta pensando all'allenatore, il Messina sta pensando ad altro, a discorsi societari, il Palermo si può concentrare sul mercato e mi sembra di capire che stia puntando Marco sulla difesa. Rafforzare la difesa è il primo obiettivo per provare a centrare quello che non è stato centrato di pochissimo quest'anno, cioè i play-off per la promozione. Hai fatto una prima fotografia perfetta, Marco, perché insomma la difesa è stato un po' anche il tallone d'Achille del Palermo nella scorsa stagione. Il Palermo ha preso tanti gol anche in maniera abbastanza ingenua, e al di là insomma di una poca solidità per quanto concerne il reparto difensivo, probabilmente insomma sono stati anche gli ingranaggi forse poco oliati da parte dell'allenatore proprio per quanto concerne la difesa. Allora il Palermo riparte dalla difesa per puntare alla Serie A. Diciamo che questo è un po' anche il mantra, è un po' anche la sintesi di questi primi giorni di mercato appunto del club rosanero. Allora diamo i nomi, che poi sono insomma dei nomi abbastanza interessanti e che potrebbero comunque mettere qualche lucchetto in più proprio alla retroguardia del Palermo. Il primo nome è quello di Lucioni, giocatore del Frosinone, uno specialista nelle promozioni, ci sarebbe già insomma un accordo di massima con il calciatore. Anche con il Frosinone insomma si potrebbe trovare l'accordo nelle prossime ore, quindi poi Lucioni diventare un calciatore appunto del Palermo. Ma attenzione, perché comunque Lucioni è di proprietà del Lecce, il Frosinone cercava insomma anche una sorta di prestito da parte del Lecce anche per la massima serie, ma comunque ci sono degli ottimi rapporti in questo momento tra il Palermo e il Lecce, quindi si presuppone che alla fine Lucioni possa vestire la maglia rosanero. Dal Frosinone invece potrebbe arrivare anche Insigne,
Roberto Insigne, fratello del giocatore ex Napoli, che è uno specialista anche lui del campionato cadetto, non solo in termini di assist ma anche nei gol decisivi che anche quest'anno ha segnato con la maglia del Frosinone salito in Serie A. E poi ci sono altri nomi che riguardano sempre la difesa, ma non soltanto. Ad esempio per la difesa piace anche Ceppitelli del Venezia, Cistana del Brescia, sta nascendo invece una sorta di giallo su Bisoli, sembrava uno dei primi rinforzi del nuovo Palermo, anche perché era esplicita la richiesta di Corini, che conosce bene il figlio dell'allenatore appunto del Sud Tirol. Sembra però che ci sia un veto da parte del nuovo direttore sportivo del Palermo, Castagnini, tra l'altro ex rosanero, che avrebbe appunto blindato Bisoli e quindi detto no alla cessione. Insomma, i nomi non mancano, soprattutto sembra in questo momento che il Palermo voglia puntare alla promozione in Serie A, stando anche alle dichiarazioni di Gardini, ma anche degli altri dirigenti. Ciò che è certo, Marco, che si riparte da un allenatore che certamente è ben valutato dalla società, così come dalla piazza, no? in questo contesto, e che può veramente provare a portare il Palermo in alto. Guarda Marco, ben valutato dalla società, sì. La piazza, diciamo, un po' spaccata su Corini, al di là insomma dei risultati dell'anno scorso, non è nata insomma quella, tra virgolette, simpatia che invece c'era tra Corini e il Palermo quando Corini invece era calciatore. Probabilmente alcune scelte tecniche, tattiche da parte dell'allenatore attuale rosanero, diciamo, hanno un po' spaccato la tifoseria, che comunque ha sempre stima nei confronti di Eugenio Corini, ma dobbiamo assolutamente raccontare anche un po' l'umore della piazza. Vi dico che insomma ci sono due partiti opposti come centrodestra e centrosinistra. Esatto. In questo caso si dividono. Non tutti. In questo caso appunto non tutti sono d'accordo non sono d'accordo sulla riconferma di Corini, che comunque è ufficiale. E vedremo che cosa succederà in questa stagione sicuramente importante per il Palermo, che vuole tornare in alto. Marco, io ti ringrazio e ci rivediamo sicuramente alla prossima, staremo insieme tutta l'estate. Dimmela subito. Andrà in ritiro in Trentino, è già stata stabilita la prima amichevole che si giocherà contro la Virtus Verona, che tra l'altro ha anche fatto i playoff. Esatto, è l'altra squadra di Verona. Grazie Marco, ciao. Grazie a voi, ciao Marco. Da Marco Gullà io mi sposto virtualmente con Sergio Colosi per parlare del Messina. Sergio, intanto ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Marco. Allora, dicevamo appunto del Palermo che è già sul mercato, il Messina in questo momento insegue un'altra tappa importante. Il Palermo cerca di puntare alla Serie A, il Messina cerca di restare ancorato a quello che ha conquistato, cioè la Serie C, ma ci vuole una società importante alle spalle. Situazione in questo momento, sono ore decisive, no? C'è l'incontro probabilmente fra Mannino e Sciotto. Sì, sicuramente. Ieri sera è arrivato Mannino in città, stamattina è stato a Palazzo Zanca, ha incontrato il sindaco Federico Basile. Una chiacchiera, questa è una foto di Mannino che lo ritrae proprio il giorno dello spareggio Messina-Gelbison in Curva Sud. Ha incontrato il sindaco, si è parlato di stadi ma anche di imprenditori che affiancherebbero Mannino e di tutta una serie di questioni legate al Messina Calcio. Oggi pomeriggio inizierà questo riteniamo lungo incontro con il presidente Pietro Sciotto, perché c'è tanto da parlare e soprattutto da venirsi incontro, perché certamente le richieste di Pietro Sciotto non sono quelle di disfarsi del Messina, tutt'altro, e dall'altra parte Mannino vuole il Messina, lo ha ampiamente dimostrato negli ultimi mesi, lo tratta da dicembre, poi ha ripreso nell'ultimo mese in maniera intensa. Nella prima offerta 2 milioni di euro esclusi i debiti, che erano stati quantificati in 1.140.000 euro, il resto appunto sarebbe stato un po' la buonuscita per il presidente Sciotto, che attraverso la due diligence che è stata effettuata dal potenziale acquirente, da Fabrizio Mannino, si è arrivati alla conclusione che però che i debiti sarebbero superiori. In quest'ottica sarà certamente più alta l'offerta, però bisogna vedere se la domanda in che termini sarà
proposta dal presidente Sciotto, per cui non appare una trattativa semplice, però certamente Mannino vuole acquistare il Messina, lo dimostra mettendoci faccia e soldi come appunto aveva già fatto anche qualche settimana fa. Senti, io ti voglio domandare alla fine anche di Sciotto, no? Perché lui ha fatto le dichiarazioni, ha messo di nuovo la squadra nelle mani del sindaco, disimpegnandosi sotto un certo punto di vista, però l'hai detto tu anche adesso, non si può escludere che poi la squadra resti nelle sue mani? No, non si può escludere perché Sciotto dà la sensazione di non volersi disfare del Messina, almeno questa è più di una sensazione che si prova in città. Certamente i tifosi non gradiscono questa soluzione, l'hanno detto a più riprese, e si dovrà verificare un po' quello che accade. Ci sono le scadenze dietro l'angolo, il 20 giugno si dovranno versare gli stipendi di aprile, maggio e giugno, c'è l'iscrizione, la fideiussione, questi dovrebbero essere incarichi tutti da svolgere da parte di Sciotto, e poi eventualmente faranno comunque parte della trattativa qualora si dovesse definire tra lui e Mannino. Mentre per quanto riguarda Manuele Ilari sembra che le quotazioni siano nettamente in calo, come del resto sembrava che dovesse avvenire, per cui chi si è presentato realmente in città a trattare con Sciotto è Mannino, come ha fatto oggi e come ha fatto anche in altre occasioni. Sergio, io ti ringrazio, come al solito ci rivedremo sicuramente lunedì, ma ci aggiornerai a breve, se non stasera, domani, di tutto quello che succederà intorno al Messina, come fai puntualmente. Grazie a Sergio Colosi, buon pomeriggio di nuovo. Noi facciamo vedere adesso le immagini invece dei gol e del pieno di pubblico che vedete insomma nella partita fra Enna e Siracusa, due piazze importantissime che tentano la risalita in Serie D. Questa è la finale dei playoff di eccellenza, con la partita di andata che si è disputata a Enna. Vedete quanto pubblico in questa occasione al Generale Gaeta, che è lo stadio di casa. Questo è il gol del vantaggio di Agudiak di testa, e poi il Siracusa, siamo all'11° del primo tempo, il Siracusa rimonta e pareggia nella fase finale della partita al 79° con la rete di Ficarotta. Il ritorno sarà domenica prossima alle 16:30 al De Simone, prevista una cornice di pubblico imponente, 4.500 persone previste allo stadio per una partita sicuramente molto importante e che porterà una piazza di un certo peso calcistico come Enna o Siracusa nuovamente nella maggiore serie dilettantistica, e questa è anche queste delle vicende che noi certamente seguiremo. Per quanto riguarda il risultato, dopo l'1-1 si terrà conto, vige il regolamento, quello delle coppe europee di un tempo, insomma, col gol in trasferta che vale doppio, per cui per esempio con l'1-1 si va ai supplementari, col 2-2 sarà l'Enna a garantirsi la promozione. Vedremo quello che succederà domenica. Noi per il momento ci fermiamo, grazie per averci seguito e alla prossima.